Benvenuti a tutti! Oggi a Vabrigucci abbiamo una tematica magnifica. Vivremo un giro di un mondo e su giro oggi verremo qui degli che ci vengono di a scuola Isubissi di Ossia. Bella sicura andremo a trovare un nostro caro Fanu che oggi va a con un certo Phileas Fogg. Andremo di nuovo a trovare un nostro piccolo esploratore d'animali selvatici in Africa, a nostra gara giornalista Lucia Bella Sicura e andremo a fare un giro di mongolfiera con l'amica di Vabrigucci. E chi farà un nostro Pedro? Andiamo a vedere. Salute! Salute! Ma che fate qui? Ci scaliamo appena. Ci scaliamo per fare che? Per fare che? Per improvvisare. Yeah. E oggi udema di un tema conosciuto per i nostri amici, posto che sono tracci di un spettacolo in da scuola Subissia, di Ostia, e che ne sanno mille cose non da Jules Verne e il viaggio di Phileas Fogg. Che sarebbe allora mi piace. Allora, io ti propongo di vedere subito a consegna, così sappiamo già come va. A consegna, qual è che vuole Qual è dire che a consegna? legge? Lea. Lea, te. Chi ha a consegna? Fa una scenetta in due e rimpiazza a Usignal. Ah. Allora, spiegaci appena meglio. Ma fa un esempio, te, perché a consegna questa ce la capisce. Dunque, sono due che fanno una scenetta, per esempio una scenetta di vita quotidiana, e quando bici un dei mani così, ce la rimpiazza, ma già arriva e oggi l'andatura di quelli che sono tracce di ora. Allora, quale chi vuole cominciare? Olivier e Chloe. Allora, mettitevi a posare. Ci posiamo? Allora, noi ci mettiamo qui così. Mettiti qui, Lea, che dai, ha un tempo di posare, Francine. Allora. Fate una scena di vita quotidiana, già per spiegare la consegna. Vai burro. Ai ladri, ma non ha rubato un portafoglio. Ditemi, madame, come erano? Ah, guardate, vedi. Guardate, e se tu capito, la fai dunque una vecchietta e tu fai un puliziero. Allora, a posare e ribiate. Ai ladri, come erano? Allora, lui faceva di più pulizia. Allora, come erano, mamma? Come erano, mamma? Bravo, arriviamo una volta. Perché questa consiglia, perché ce la rimpiazzate subito quando bicchiere dei mani. Allora, ribiate una volta, poi mi metti da posare. Ecco. Allora, andate burro. Ai ladri, ma non ha rubato un mio portafoglio. Ditemi, madame, come erano? Poi, stanno tarati così, Piazza posizione, ecco. Poi andate a posare subito, avete capito? Senza amore. E ribiate. Ai ladri, un mio portafoglio. Come erano? Te, allora, femmo noi, te. Mettitevi qui, hop. I ladri mi hanno rubato un mio portafoglio. Ma l'avete visto sti ladri? In 2 ore, è un peganimmo. Erano offi. Ecco, Pedro, io ti propongo di fare una piccola pausa e andare droit un nostro esploratore che oggi ci parla di un gatto bardo. Allez, andiamo. Oggi il gatto bardo è l'animale di dare più spiccio di un mondo. È un animale secco, con zampe lunghe e fine che l'aiutano a correre presto. Il gatto bardo è un animale fatto per la vitezza. Può toccare la vitezza di 100 km in 3 secondi. Hai fatto caso ai dacche nere non ta uso muso? La sua vista è tremenda e il gatto bardo cacciglieglia mentre è giornata. Se dacche inchiudono un lume di sole e aiutano il gatto bardo a bere meglio. Il gatto bardo può correre così presto solo un tempo corto assai. Ma poco mi preme, anderemo insieme. Canta qui. La levanta bunente, questa olio budente, sfida il destino, lunga sto cammino.
ribilio. Cujo filho sfoghe logo a girar o mundo, scopre algum toni. Cujo filho sfoghe logo a girar o mundo in 80 giorni. Che magnifica canzone, sono Magnifica cascata sta veramente canzone. a picco, mi sono campata. Ti aspettavo, Francine, ma cominciato a cantare poi ci ho un benimico. Adeva tu, eh? Bon. Allora, si canta Phileas Fogg, qual è su Phileas Fogg? Qual è che mi puoi dire qual è? È un personaggio di una storia di Jules Verne. È un personaggio, un bello personaggio appena strano, che ha parecchi camadodi, diremo. Allora, chi si sa non taello? È maniaco. Colora, allora è scimi d'après sa l'ora, guarda sempre os orologi, cioè sempre che lui sia l'ora, ma quando lui si batte in viaggio così... Appena come te, allora? Appena come me, piacere che fanno. Dunque, lui guarda sempre os orologi, e chi si sa d'altro, non ta suo personaggio? Si sa ciò che lui vegia? Chi dirà? Un gentleman. Un gentleman. E da dove era? Che paese era? In London. 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 Ma infatti, non si sa mica proprio ciò che lui vegia nella sua vita. Non si sa mica. Jules Verne dice che forse sarebbe stato un marinaro, ma qual è chissà? Oh Francine, mi ha domandato appena si idee sta canzone. Allora, qual è chi l'ha fatta? E Jean-Marc Tadei. Di un maestro Jean-Marc. E allora, spiegatemi appena perché che a vostra scuola faceva creazione. Per un media musicale. Per la commedia Fa musicale. de commedie musicali, ma io avevo una campagna a vostra scuola. Avevo anche commedie musicali. Sai che mi piacciono assai, eh? Anche a te no? Mi piacciono. Dunque, allora aveva tu una commedia musicale, non ta suo personaggio, non capisco mica. Non ta Jules Verne. Jules Verne, dunque, dans ta opera, su famoso libro magnifico che tutto il mondo conosce, come si chiama? Hai già vostra canzone? Giro di mondo in 80 giorni. Bon. Perfetto. Francine, penso che mi abbastanza parlato. Lavoriamo appena un ritmo se tu vuoi. Questo è importante perché chi ce la comincia veramente a un momento preciso e dunque di appena ai figli, è un esercizio che ci la fa. Cominciamo con quale? Carlonto, ci facci vedere appena come lui si parte? 3, 4. Sa scomessa vata, Continuedi. pare appena amata, ma poco mi preme, anderemo insieme. Va, poco presto, ha cominciato appena un furia, no? Poi noi vediamo, mi devo cantare tra l'amico di Avabriguccia che mi aspettano un matelo d'arte plastica. Partiamo insieme in viaggio con una mongolfiera. A dopo! A dopo! Salute amici artisti! Salute! Come andiamo? Vabbè. Sono contenta di ritrovarvi perché oggi vi propongo di va il giro di un mondo. E mi da spassigliare e mi da vallo in mongolfiera. Che ne idea? Allora, perché a mongolfiera? Perché chi avevamo da costruire una come questa. Ecco qui un muello. Guardate così bello. Se noi ci mettiamo tutti dentro, pensate che la farà da dane? No. Io penso così. Forse. Proveremo a vine. Dunque, ecco, ce la fa un muello così e abbiamo tutto un nostro materiale per farlo. Hai fatto un bello lavoro, no? E con tutta questa roba siamo sicuri di fare qualcosa. Allora, dopo che abbiamo di noi, abbiamo piccole fiore così da là, ci sono stelle, c'è di noi un arcobaleno, o allora... Nulli. I nulli di noi, E c'è una mongolfiera. una mongolfiera di noi. C'è l'acqua, c'è gocce. E ora c'è di noi, chi è qui? Un vilo. Un filo, abbiamo dopo. In cola. Abbiamo Il tesoro. abbiamo Mine. e abbiamo un muello che ci ha aiutato a disegnare un nostro ruolo non ta carta di colore. Allora, vedi, pia de beromo, carta di colore, ne giulerà fa 7, e dopo dai le tutte. Allora, pia de ne una di già, ecco, e ci siamo tutti. Prima, dunque, disegnate il vostro muello, mettitelo veramente in faccia a voi, mettitelo come le girole, e dopo vade con la vostra mina, fate tutto l'ingiro, ecco come la face a nostra cara Francesca, fate come ella. Disegnate un muello pian pianino. Guardate così, tutti tagliati così, ne abbiamo tagliato 7 per ballo, ma tu devi avere ciò che mi fa. Ma tu devi mettere qui, accanto a te,
Io la piegali così in due, ma io la piegali perfettamente. D'accordo? E io voglio andare a aiutare mia amigaccia, Lisandrina. Oside, avete già fatto un viaggio? Con una mongolfiera? No. Ah, già, prima volta. Forse che potremmo partire con la nostra mongolfiera in Parigi, guarda chissà. Ah, bah, è burro, qua Gert. Adesso è semplice per bulo. Ma io ci credo, perché mica? Allora, Appena di magia. Tu la pensi appena a magia, potrebbe essere. sarebbe piuttosto appennagimento, no? Souffleremo. Allora, Infatti, perché in Parigi? Bagiuda va bene. Bagiuda mette qui e Bagiuda va bene come si mette a gola. Guardate, Mausidi. Metti da gola così all'ingiro. Che, dunque, dopo, e di per questa come dici di piegare come lo giro, le così sono tutte barre e non avremo mica difficoltà. Allora, stringi forte. Guardate, hai visto? Guarda, Lisandrina, hai visto? Allora, tocca a voi. Voglio vedere come voi siete forti. A sento che mi parte in Parigi con questa mongolfiera. Ecco, noi abbiamo avanzato nel nostro telo di mongolfiera e begughi avete compiuto i vostri wallò e messo il vostro vilo. Allora, fate vedere, appena aver magari piato, guardate qui come li sono bravi. Magnifici. Fa bene, Lisandrina, fammi vedere. Tiralo. Osidi, e il bigo? Chi c'è mai in Parigi con la nostra mongolfiera? Bigo? Allora, sapete ciò che lo giverma fa? A metterli de gorro. Dunque, guardate così. Dunque abbiamo stelle di tutti i colori. Abbiamo di noi l'arcobaleno. O allora abbiamo di noi... Chi è qui? Stella, farfalle e rocce. Allora, dite, andate. C'è per tutto. Fate come la bare. Guardate, potete anche copiare qualche filtro, se avete a rama di qualche disegno, non te vostro allora, di disegnare in cuore, per esempio, per quelli che sono innamorati. Tu sei innamorato, Andrea? No. Quelli che hanno l'occhio verde sono tutti innamorati. No, non è mica vero. Allora, continuiamo la decorazione di un nostro allora. Ti aiuto appena, Lisandrina. A te ti piacciono le stelle, ne? Così potete anche copiare i filtri e fare qualche disegno se volete. O scrivere anche una parola perché mica. Ti posso mettere qui? No. Metto qui. Ma tu i gagnacci ti piacciono anche non ti ha mongolfiera? Beh, ti gribala da mongolfiera o da gagnaccio. Continuate allora. Io vi propongo un nuovo tempo di andare droit a nostra piccola Lucia. A te, cara Lucia. Cari amici di Ava Breguccia, fate il vostro giro di un mondo che anche va giù su di parte lontano. Oggi sono in una città tamante, New York, The Big Apple, a Grossa Mela. Piate pure il cognome che voi volete e seguitatemi per strette i grattacieli di città più popolata degli Stati Uniti. Una città con assai comunità come quella asiatica che noi ritroviamo in Chinatown. Un luogo in due tutto più grande, in due il giallo di taxi si mischia con i colori lampati dai schermi di Manhattan. Ma non vi sbagliate, c'è anche una dura mezzo a città. C'è anche i bar che sono immensi qui. E dopo il bumbolo cittadinesco in New York ci potete infatti di noi qualche scurioli e approfittare di questi luoghi più chiedi per fare appena esercizio. Di quando in quando ci tocca affrontare uno di questi ponti che fanno allea tra i differenti quartieri di quella città che non dorme mai. A città in dove è tutto possibile, che ci può vedere anche a Batman o a Spider-Man. Saranno scemi questi americani. Allez, oggi ora è tempo di meravigliarsi davanti alla famosa Statua della Libertà. Allez, a presto! Grazie cara Lucia, ed hai visto, ma non ho anche fatto un decoro, non te la faccio a queste idee, un libro moderno, Allora, ci fate vedere appena il vostro allocchio, è compio, decorato, fate vedere. Allora, con quello di Francesca, gira la penna,
facci vedere appena come stai va tu, dove gorro, stelle, arcobaleno, bon, è quasi gonfio, eh? Hai disegnato? Brava, ora ma avere Lisandrina, facci vedere. Oh. A stelle cascate, allora fammi vedere. Oh, guardate qui, stelle magnifiche. A te ti piacciono le stelle? E poi guardate qui, chi c'è scritto? Chi c'è scritto qui? Lisandrina d'amore. Lisandrina d'amore. Ma qual è che ha scritto qui? Tu. So io. Allora, io vi propongo di vedere quello d'Andria. Ci sono cagnacci divertuti. Anna Gribali, lo so allora. Fa bene appena. Ce n'è uno qui, allora gira. Uno, contiamoli. Due, si è arrabbiato. Dopo chi c'è? Oddio questo. Jimmy Cavigny. La Ianca compie qui rasia. Allora, aprilo do allora, facci vedere appena. Bon, il va tutto da fare. La Ianca Vignido, ma quantunque a piedi forma, o due sappiamo che è dedicato a tutti i cagnacci di aggregazione. E un nostro viaggiante legale, che ha fatto quello? Allora, facci vedere appena. Stelle, arcobaleni. Braio Zideli, bisogna campare da tornare con voi ed è stata una bella stonda, ma faremo su via appena più tardi, ma ora mi do andare a trovare il nostro amico Pedro e i commedianti. A vedeci! Abbia, sto cappello di Villas Fog, Mi sono campata, no? Abbiamo fatto un bel viaggio di nuovo accanto con una mongolfiera, tu biarei che dopo. Allora, a chi ne siete voi? Bon, allora, abbiamo messo in piazza giustamente un mo, sai, che ci l'ha rimpiazzato, e ribia a oggi l'andadore di lastre. Vorremmo giocare con noi? Possiamo giocare con noi, te? Ah, che mi piace. Allora, qual è chi vuole picciare quando noi giochiamo noi? Bon, Clément, allez. Allora, chi fa? Mi lasciamo fare prima e poi Prima, riprendiamo? dopo, quando... Allora, noi stiamo poi. qui, guardiamo e picchiamo. Allez, cominciate. Ça Phileas Fogg. E Bogo a gira lo mondo in 80 giorni. Ma in due si radio Wawa. E sempre in casa vostra, in Londra, it's tea time. It's tea time. Allora mi tocca andarci che ha già perso un giorno con tutto sto de. Allora, a presto. Scambiate. Ribiale. Allora, a presto. E io so Phileas Fogg. E mineo gua gira lo mondo, scopre in contorni, gira lo mondo in 80 giorni. Salute, un piatto Salute, un piatto di riso o LED. Un piatto di riso? Ma in due sera Joawa non è più tea time? Mangiate e sapete chi? Un libro è come un giardino che non potremo in stacca. Ehi, dopo siamo noi. Ribia ciò che l'ha detto, Un piatto di riso o LED. E sapete che un libro ci arriva Un libro è come un giardino che non portiamo in stacca. Viraduta pudi zappa di lady. Ma mi ne basso, chi un mi ferma più che 40 giorni. Un viaggio d'un passo. Un viaggio, cerca un proverbio, allora, un viaggio di 1000 passi comincia con un passo. Un viaggio di 1000 passi comincia con un passo. Un piatto di riso volete? E Ribia, un piatto di riso. Un piatto di riso volete? Addio riso, sì, tutti sti proverbi. Ma compio sto viaggio, veramente radio chissà come sa vata, un'era così matta. Matteo. Bagompio, su viaggio, sta scommessa, un'era così matta. In due so qui, awa? Qui, mamma, siete giunta in Corsica. Monsieur, Phileas Fogg, siete giunta in Corsica. Oh, Corsica, Polanda. No, Figatello. Volete un figatello? Oh, yeah. Allora, per voi aggiungo tutto. Coppa, Alonso, aggiungo un porcusano. Oh, ma perché il Figatello in Corsica si accompagna con la Polanda? Ma volete la Polanda fatta con la farina castagnina? Aggiungo un castagneto sano per voi. Yeah, but do you have la Polandaggio? Polandaggio, è di sicuro. E le muscoli tu? Le muscoli per Polandaggio. Yeah. In Corsica l'avemo i muscoli. Moi, mica, sta fermo, Francine.
filesfog. E un mi ferma più cugnornu. E lascia agora scumessa che siamo be qui. In Corsica. Bravo, Zidi! Bravi. Adi ribiado a vine, Proprio è. Allora, io voglio da lasciare compie appena, io torno appena se volete, ma mi do cantare droit. Fanno e usatelo di musica, e mi dava un piccolo viaggio noi di noi, dunque e mi da cantare file a sfogo che fanno a conosci questa canzone, anche voi? Come fate? Cuja file a sfogo a girar o mundo e nos contorni cuja file a sfogo gira do mundo e no tanta giorni. A dopo! A dopo, sì, bravo, Zidi! Salute, salute! Salute. Vai un teso cantata quella? Che piacere! Cantavamo, era proprio è. Francina. Allora, continuiamo a scoprire questa magnifica canzone. Allora, o Garlantò, amico, pesa di. Ah, ne faccio cantare uno. Bene qui. Questa bella maglietta rossa che hai. Allora, a cantare la seconda strofa perché non abbiamo mica cantata per ora, dunque ti stiamo sente. 3, 4. Pia dell'uburu per un ladre puro, sempre avanti, non ci pianteremo. Con più su e giù, l'amore l'ha trovato e sa come savata un'era così mata. Fai di fa un ripiglio. Cuja file a sfogo e giù, gira do mundo, spisto i contorni. Cuja file a sfogo e giù, gira do mundo, in 80 giorni e giù. Gira do mondo in 80 giorni. Wow! Sciaccamanate. Bravissimo! Canti proprio, eh? Ah, sai che tu canti, eh? Una Asai o una sai? Una sai mica lì, Ma sai, sposati. Allora, qual è chi ci vuole cantare la seconda strofa d'orno? Carla, ti senti? Oui. Allez. Allez, bani qui. 2, 3. Via dell'uburu Perfetto. per un ladre burro, sempre avanzemo, non ci pianteremo. E con più subiaggio, l'amore ha trovato e sa scommessa vata un'era così mata. Allez, on répile insieme. 3, 4. Cuja file a sfogo e giù, gira do mundo, bicho e contorni. Cuja file a sfogo e giù, gira do mundo, in 80 giorni e giù. Gira do mundo, in 80 giorni. Ah, vi propongo di cantarla tutti insieme. Ghineida, ci facciamo una zona? Allez, Vai, vai e posati, posa. mamigella Carla. Questa magnifica canzone di Jean-Marc Taddei, nostro maestro, che noi salutiamo. Yeah. E ora li cantiamo, eh? Yeah. Cantiamo? 3, 4. Sa scommessa vata, para ben amata, ma poco mi preme, anderemo insieme. Dalle wanda abbondante, cosa voglia abbondante, sfida lo destino, lungo sto cammino. 3, 4. Cuja file a sfogo e vago, a girar o mundo, sobre os contorni. Cuja file a sfogo e vago, a girar o mundo, in 80 giorni. Via dell'uburu, per un ladre burro, sempre avanzemo, non ci pianteremo. Con più su e giù, l'amore ha trovato e sa scommessa vata un'era così mata.
qua. Cujo fileas fogue radio, gira do mundo, bicho isoguntoni. Cujo fileas fogue radio, gira do mundo, in 80 anni e radio. Gira do mondo, in 80 anni. È stato un bello viaggio, né? Yeah. Ecco, ci siamo campati oggi a Fabriguccia, ma è compia. Abbiamo passato una bella stonda, ringraziamo Donna su maestro, ci dica allora di ritrovarci e se noi chiamiamo i nostri compagni di teatro per salutare tutti. Venite, Zidelli! Venite, entrate pure con noi! Eccoli qui! Spero che voi vi siete campati e di noi avvicinatevi. Ecco, era una bella squadra questa scuola di Isubissi. A presto! A presto!